Aveva installato sulla propria auto un dispositivo elettronico attivabile dal cruscotto con cui le targhe si piegavano. Impossibile così per i dispositivi Autovelox o Tutor risalire al proprietario della vettura. Ad utilizzare il congegno degno dell'agente segreto James Bond era un 35enne di Bolzano che è stato denunciato dalla polizia stradale per contraffazione di sigilli. A scoprire lo 007 è stato un agente della polizia stradale di Treviso, un 32enne che era fuori servizio e stava percorrendo in auto con la moglie l'autostrada A4 in direzione di Milano. Il poliziotto all'altezza di Bergamo nota una Skoda sportiva che sfreccia ad oltre 200 km all'ora e con le targhe illeggibili. La sua segnalazione ai colleghi della sezione autostradale della Postrada, dopo un breve inseguimento, è stata fondamentale. Sì, il nostro operatore stava percorrendo un tratto della 4 tra Venezia e Milano e era libero dal servizio e ha notato questa macchina che praticamente durante il transito, quando passava sotto i portali del Tutor o comunque dove poteva esserci un rilevatore di velocità, praticamente abbassava la targa con un congegno che evidentemente era attivato dall'interno della macchina. In questo modo la targa posta in orizzontale non era visibile. Il dispositivo di targhe girevoli è stato ora posto sotto sequestro. Viene venduto per poche centinaia di euro attraverso internet e proprio la casa produttrice sarà segnalata alla procura dalla Postrada. Sì, praticamente una volta individuato, grazie alla segnalazione dell'operatore che è stato molto bravo a riuscire comunque, nonostante l'alta velocità, a prendere la targa e a individuare il veicolo, siamo riusciti tramite il sequestro dell'apparato a risalire alla casa produttrice che pubblicizza questo prodotto su internet e abbiamo segnalato al Ministero il fatto per gli opportuni provvedimenti sul sito internet e sul prodotto in generale.